Buongiorno, bentornati a questo corso di friulano e di uso del friulano nell'amministrazione pubblica. Siamo arrivati, mi pare di ricordare, alla sesta puntata e stiamo facendo un percorso di confronto con le altre realtà linguistiche minoritarie d'Italia per vedere come funziona da loro l'utilizzo della lingua locale nell'ambito dell'amministrazione pubblica. La volta precedente abbiamo sentito la Magdalena Amhoff, che è consigliere provinciale di Bolzano, che ci ha spiegato come funziona in Alto Adige per la minoranza tedesca. Oggi invece sentiremo altre due minoranze linguistiche, una molto vicina e molto affine a noi, che è quella ladina, e l'altra invece è quella della Valle d'Aosta, una realtà piuttosto articolata che sentiremo comunque raccontare dalla voce di Luciano Craveri, che è stato tra l'altro proprio anche presidente della regione autonoma Valle d'Aosta. Ma andiamo per ordine. Adesso io direi di lasciare la parola a Giuseppe De Thomas, che è procurador del Comune General de Fascia. Che cos'è? Perché giustamente dite, ma ci hai detto. Allora, diciamo che la realtà ladina è un po' articolata. Faccio una piccola premessa. La realtà ladina è un po' articolata perché è strutturata su tre diverse province, quindi risponde a tre situazioni anche legislative diverse, amministrative, eccetera. I ladini sono divisi tra la provincia di Bolzano, la provincia di Trento e la provincia di Belluno, dove stanno la maggior parte di loro. Giuseppe De Thomas è stato tra l'altro anche parlamentare comunque e ha avuto un ruolo anche nella formazione della legge 482 di cui abbiamo parlato ancora tempo fa. È attualmente, dicevo, procurador di questo comune. Questo comune in realtà è un ente territoriale sovracomunale riconosciuto per legge, è l'unico di questo tipo e mette assieme tutti i comuni ladini di lingua ladina della Val di Fassa. Quindi è un ente intermedio tra il comune e la provincia che è nato proprio per garantire la lingua, l'identità culturale e linguistica dei ladini della zona. La testimonianza di De Thomas è stata raccolta nel corso di un convegno organizzato dall'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana che si è svolta a Villa Russiz nel novembre del 2021. Ma bando alle ciance, lasciamo la parola a Giuseppe De Thomas. Naturalmente la questione delle minoranze linguistiche in Italia è una questione complessa, articolata, che ha moltissime realtà. La questione, per esempio, dei ladini è una questione che si innesta in queste diversità, in queste peculiarità, perché la minoranza ladina è divisa, la minoranza ladina dolomitica è divisa in due regioni e tre province, e i ladini della provincia di Bolzano hanno un regime giuridico di tutela che poi magari in qualche modo si adatta a quello che è previsto per i rapporti tra gli italiani e i tedeschi nella provincia di Bolzano, e di cui poi l'amica consigliere Amhoff vi parlerà, e invece tra i ladini della provincia di Trento hanno una tutela diversa, basata sì sullo statuto, sulla norma comune dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, ma che ha avuto uno sviluppo molto diverso. I diritti dei ladini nella provincia di Trento hanno dovuto aspettare la fine degli anni 90 per essere riconosciuti, nonostante lo statuto sia del 72. E naturalmente la tutela della lingua, al di là della lingua stessa, al di là dell'insegnamento della lingua stessa, l'uso della pubblica amministrazione diventa fondamentale, perché in qualche modo attiene al rapporto tra il cittadino e le istituzioni, e tanto più le istituzioni sono vicine al cittadino e tanto più le istituzioni sono del cittadino, quanto più si devono avvicinare, devono essere tutt'uno con il cittadino. Quindi l'uso della lingua nella pubblica amministrazione diventa vitale. Ritornando a bomba, perché mi rendo conto di raccontarvi delle cose magari molto peculiari, molto particolari, ma ritornando a bomba sulla questione dell'uso del ladino per i ladini nella provincia di Trento, devo dire che c'è un riconoscimento oggettivamente omnicomprensivo, nel senso che i cittadini hanno il diritto di rivolgersi alle pubbliche amministrazioni in lingua ladina, e generalmente lo fanno pure. Anche gli atti tendenzialmente dovrebbero essere tradotti in ladino, e in linea di massima lo sono, sicuramente quelli normativi, quelli sanzionatori, quelli regolamentari.
Per quanto riguarda il Comune Generale, naturalmente, che è l'ente che ha la competenza in materia di tutela della minoranza ed fa anche, fornisce anche il servizio di sportello linguistico. Per quanto riguarda il Comune Generale de Fassa, tendenzialmente traduce tutto. Dopodiché, peraltro, quando sono arrivato nell'ente che in questo momento presiedo, ho trovato un regolamento che stabiliva e esplicitava quali erano gli atti che dovevano essere tradotti. E devo dire, con una certa sorpresa, era un regolamento contro la legge, nel senso che escludeva la necessità di tradurre gli allegati alle deliberazioni. Mi rendo conto che a volte, quando le implicazioni del diritto-dovere di usare la seconda lingua a volte, insomma, sono un peso, nel senso che implicano più lavoro, implicano più e spesso i cittadini magari non lo capiscono neppure, eppure è uno dei principi fondamentali. Insomma, ho cercato di sbarazzarmene e chiedere alla Regione se ci dava la possibilità di avere un fondo specifico integrativo di quello che dava la provincia di Trento, proprio per supportare l'attività di sportello linguistico per le altre pubbliche amministrazioni e per il Comune Generale. Per esempio, da noi è dal 2006 che una norma d'attuazione, quindi una norma subcostituzionale, prevede la possibilità, anzi il diritto di avere la carta d'identità bilingue. Siccome ne parlava prima William Cisilino della carta d'identità bilingue, dicevo, noi ce l'abbiamo scritta questo diritto dal 2006 e ancora adesso non ce l'abbiamo. Per cui il percorso per arrivare alla norma scritta è un percorso che poi deve però poi dare delle ricadute e delle messe a terra che spesso ci impiegano un po' di tempo. Per quanto riguarda la questione della lingua ladina nella pubblica amministrazione, poi si scontra anche con un altro principio, che è quello della standardizzazione del linguaggio e della lingua. Per quanto riguarda la Val di Fassa, si usa, per quanto riguarda il diritto all'accesso al rapportarsi alla pubblica amministrazione per i cittadini, c'è il diritto di usare la variante che uno crede, ma gli atti scritti vengono tradotti nel ladino fassano standard. Il problema è che è una lingua parlata da 10.000 abitanti e diventerebbe strategico, ma qui il discorso diventerebbe ancora più lungo, strategica una standardizzazione del linguaggio, quantomeno l'adozione di una variante della lingua ladina usata anche nelle altre valli dolomitiche, il Badiotto piuttosto che il Gardenese, o quello che era il progetto di Ladin Dolomitan, la lingua standard, che era un koiné, che era una lingua in qualche modo artificiale. Bene, abbiamo sentito quello che ci ha raccontato De Thomas sulla realtà ladina, però ci facciamo raccontare ancora una piccola cosa, una domanda specifica che gli è stata fatta sulla tabellonistica e sul patentino bilingue. Ma di nuovo la parola a De Thomas. Per quanto riguarda la segnaletica e le comunicazioni al pubblico delle pubbliche amministrazioni, lo fanno generalmente, direi, in bilingue, quando non addirittura alcune comunicazioni solo in lingua ladina, ma in linea di massima bilingue. Insomma, direi che da questo punto di vista la segnaletica, c'è stata qualche tempo fa, il Comune Generale de Fassa aveva fatto anche una campagna sostenendo anche lo sforzo economico di chi voleva fare le comunicazioni in ladino, si chiamava Per la Dinamo più belle, proprio per diffondere le idee, ma ripeto, dipende molto da chi sono i soggetti a cui si rivolge la comunicazione. Tenete presente che la Val di Fassa è una valle molto turistica, ci sono 6 mesi all'anno a 6 volte più turisti di quelli che sono gli abitanti, per cui insomma diventa, se uno vuole raggiungere l'obiettivo di far conoscere una cosa alla gente, insomma diventa difficile usare soltanto una lingua o soltanto 2 lingue. Se invece ci sono le comunicazioni dirette ai cittadini, quelle debbono essere fatte, quelle delle pubbliche amministrazioni comunque per legge debbono essere fatte in maniera bilingue, proprio è previsto anche le comunicazioni, non solo gli atti pubblici, e peraltro c'è tutta una disciplina, una normativa
che prevede la precedenza assoluta nell'assunzione dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società all'epoca concessionarie, ma insomma che svolgono servizi di pubblica utilità, per chi ha la conoscenza del ladino dimostrata davanti a un'apposita commissione, e nelle scuole c'è proprio la riserva dei posti per chi ha il ladino. Sostanzialmente, se uno non ha il patentino di ladino non può accedere al ruolo, può fare soltanto delle supplenze. Dicevo, la normativa c'è, è abbastanza applicata, non del tutto, non fino in fondo. Ecco. Bene, questo per quello che riguarda i ladini. Ma nel corso dello stesso convegno abbiamo raccolto anche la voce dei francesi della Val d'Aosta attraverso il giornalista Luciano Craveri. Luciano Craveri è un personaggio con una lunga esperienza nel campo politico e amministrativo, perché lui è stato, oltre che parlamentare, anche europarlamentare, ma è stato anche presidente della regione autonoma Valle d'Aosta e attualmente è assessore. Quindi è la persona che più conosce la normativa, perché ci ha messo mano anche lui direttamente, è uno degli autori, tra l'altro, della legge 482. Intanto vi dico che da noi la carta d'identità è bilingue, anzi, a dire la verità, come raccontava l'amica sudtirolese, è trilingue, cioè italiano, francese e inglese. Io comincerei per farvi un pizzico di storia, non sarò lungo, cerco di stare negli 8 minuti che mi avete dato. Quando il mio bisnonno arrivò dalla Liguria in Valle d'Aosta dopo l'Unità d'Italia a fare il sottoprefetto, lui era perfettamente francofono, quindi si trovò bene, a quell'epoca, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento, in Valle d'Aosta si parlava solamente il francese e la lingua popolare della Valle d'Aosta, che è il franco-provenzale, che è un misto, per chi si occupa di linguistica, tra la langue d'Oil e la langue, che era una lingua che era molto parlata e tra l'altro è rimasta solidamente. Poi con l'Unità d'Italia ci sono stati vari tentativi di italianizzazione, il peggio è stato in periodo fascista nei 20 anni del regime, quando addirittura hanno cambiato i nomi dei comuni italianizzandoli in maniera grottesca, in maniera un po' ridicola. E poi nel 1945 tutto è stato ripristinato e siamo tornati alla dizione esclusivamente in francese o franco-provenzale. Diciamo che la toponomastica è una toponomastica molto antica, ci sono anche delle ridondanze addirittura celtiche. Tutto è cambiato poi con la Repubblica. La Valle d'Aosta durante la Resistenza ha posto il tema autonomistica come uno dei temi forti. Siamo arrivati nel 1945 e poi con lo Statuto di Autonomia del 1948 ad avere una forma autonomistica importante. Pensate che invece il fascismo alla fine degli anni 20 aveva creato la provincia di Aosta allargandola al vicino canavese, la zona di Ivrea, appositamente per italianizzare la Valle d'Aosta. Che cosa ha previsto lo Statuto di Autonomia Speciale? Ha previsto una forma di bilinguismo perfetto, e cioè l'equivalenza dell'italiano e del francese, che si vede moltissimo in Consiglio regionale, quello che noi chiamiamo il Consiglio Valle, che è un parlamentino composto da 35 consiglieri. Ognuno parla la lingua che vuole, uno può parlare in italiano, l'altro può parlare in francese. Non esiste traduzione, cioè si dà per scontato che chi in Valle d'Aosta ci vive deve essere in grado di usare le due lingue. Il francese nel comparto pubblico. Intanto il francese è obbligatorio per essere ammessi alla pubblica amministrazione, regione, comuni, e cambia naturalmente questo esame a seconda del livello del lavoro. Un conto è essere un bidello, un conto è essere un dirigente, un conto è essere un insegnante. Tutti gli insegnanti devono comunque passare la prova di francese, anche se insegnano, che so, matematica, e le lezioni con un rafforzamento che c'è stato nel tempo possono essere svolte in entrambe le lingue. Si può passare da una lingua all'altra. Per lo Stato, invece, la situazione prevede sempre un esame di bilinguismo. Il bilinguismo, tra l'altro, viene pagato a tutti i dipendenti pubblici con una indennità di bilinguismo e naturalmente è ben diverso, come dire, quel che capitava ancora alcuni anni fa. Noi abbiamo ancora un contenzioso con lo Stato
perché prima esisteva proprio una logica di concorsi locali, le quali peraltro per alcune amministrazioni si sta tornando. Invece oggi può capitare che un carabiniere venga in Valle d'Aosta e per poter star qui poi e per ottenere soprattutto l'indennità di bilinguismo deve fare l'esame di lingua francese. Questo sistema non ha arginato un avanzamento dell'italianizzazione, bisogna essere onesti, tuttavia io devo dire che ci sono almeno due aspetti importanti. Intanto la scuola oggi fornisce una conoscenza della lingua francese molto importante ed è una lingua francese che diventa importante soprattutto in una logica duplice. La prima, i rapporti transfrontalieri. Noi confiniamo attraverso i colli, ma anche attraverso il traforo del Monte Bianco, con tutta la zona della Savoia, storicamente dei cugini per noi, e con la zona svizzera dei cantoni romandi, quindi cantoni di lingua francese. Quindi anche con le scuole si fanno scambi, ma soprattutto il francese, che è una grande lingua mondiale, ci consente di poter far parte delle istanze della francofonia. Io stesso di recente ho fatto parte di una commissione francese che sta studiando, sta riflettendo attorno a un ritorno delle altre lingue europee dopo lo strapotere dell'inglese, che oggi è parlato, a dir la verità, solo dall'8%, come lingua madre, solo dall'8% dei cittadini comunitari. Quindi il francese come valore aggiunto, senza dimenticare il franco-provenzale. Franco-provenzale, come raccontava Beppe De Thomas, esattamente nelle situazioni del ladino, cioè non c'è stata una normalizzazione linguistica, ognuno parla il proprio patois nel proprio paese, con delle differenze anche assolutamente suggestive. Attorno al patois di Aosta si è raccolto una specie di koiné, che però non è ufficializzata. La scrittura è ancora in discussione, anche se noi abbiamo grandi poeti e grandi scrittori che hanno scritto in franco-provenzale. Poi noi abbiamo, lo dico alla collega del Tirolo del Sud, abbiamo anche una piccolissima minoranza Walser, i Walser che parlano due dialetti, il Titsch e il Teutsch, che sono un tedesco medievale, e che mantengono i loro costumi e abbiamo riconosciuto nello Statuto di Autonomia. Bene, abbiamo chiesto a Craveri però un'altra cosa ancora che può essere molto interessante per noi perché è un argomento di cui si comincia a parlare anche qui in Friuli Venezia Giulia ed è la questione dei segretari comunali. Come l'hanno risolta in Valle d'Aosta? Sentiamo dalla voce di Craveri. Noi nel tempo abbiamo anche forzato la mano con sentenza della Corte Costituzionale e oggi abbiamo un albo regionale dei segretari comunali che devono naturalmente fare un esame di francese per diventarlo e poi va detto che in alcuni comuni gli statuti comunali consentono anche in occasione dei consigli comunali non solo di esprimersi in italiano e in francese ma anche in franco-provenzale. Bene, anche per stavolta ci fermiamo qui. Abbiamo sentito un po' le esperienze della Valle d'Aosta, l'esperienza dei Ladini. La volta precedente avevamo sentito quella dei tedeschi dell'Alto Adige. La prossima volta, invece, la prossima puntata, vedremo di fare un po' il quadro della situazione pratica nella nostra regione, in Friuli Venezia Giulia. Quindi come dal punto di vista effettivo si applicano le norme nazionali e regionali che abbiamo conosciuto in precedenza e quindi che cosa concretamente si può fare negli uffici comunali, negli uffici regionali, quindi negli enti pubblici a favore del cittadino. D'accordo? E adesso passiamo alla parte linguistica tanto attesa. Ciao! Mandi e bentornati a questa parte dalla nostra lezione dedicata alla lingua furlane. Torniamo a chiacchierare anche voi di plurai, ma non che con la S, che gli altri, ma perché di reso vuoti, no, ha tu tanto insistut che il furlan si fa con la S e via discorrendo. Sì, però sono anche un po' questi parole che hanno una forma leggermente differente, anzi tan differente in realtà. Sono i plurai che i palatai. Ci vorresti dire questo? Vuol dire che
dalla storia della lingua furlane, certi speraulis, in particolare che finissin con la L o che hanno la L verso la par final, ma no dome che, han formato il plural in una maniera un po' stramba, disin così sierant, stricciant la consonante final, fino a farle diventare quasi una I, che però non è la I dall'italiano, perché proprio è un'altra storia evolutiva, un altro sviluppo, non è il stesso dall'italiano, anche se posso me che la conclusione sia la stessa. E qui us propongo una slide, la che sono delle speraulis che finiscono con la L o con la Li, e appunto che fanno il plurale in maniera un po' particolare, ma qui che l'è usata a sentire a il furlan non ha nessun problema a riconoscerlo. Per esempio, un voli, finisce con li, doi voi, un pedoli, doi pedoi, e via discorrendo, ma anche, per esempio, un chiaval, doi chiavai, un occhial, doi occhiai, e via discorrendo. Da queste slide vi portate anche un altro esempio che è digital, digitai, così e sin al passo i teams. In generale, le parole che finiscono con la L o con l'I fanno il plurale con la I, che ripeta non è la stessa I dall'italiano perché non viene dal nominativo plurale, ma è un'evoluzione, una palatalizzazione. Praticamente, disin così tanto per dare un'idea, come i domandi scuse e perdono in genogli davanti ai linguisti, ma è giusto per far capire, è come se la parola chiaval, tal tempo, la L finale, fosse state stricciate dal palato e da chiavala diventa chiavagli, chiavai, vadi al bene. Anche in quel caso qui aveva la regola che vi dite che altre volte dal furlan, cioè che dal furlan non si butta via nuie, e dunque se dalla parola singolare all'ere l'accento doppli, al reste anche dal plurale. Se non l'ere non si giunte però, d'accordo? Dunque un voli, doi voi, nessun accento. Digital, alla l'accento, anche digitai avrà l'accento doppio. Questa evoluzione ha riguardato anche le speraulis che finiscono in st e qualche altra paraulute in nt, e che vi ho detto una slide a queste. Per esempio, dentist, un dentist, due dentisti, un ottimist, due ottimisti e così via. In pratica, tutte le speraulis che indicano in pratica un mistero, un modo di essere, una filosofia, una roba del genere, che finisce in ist, il plurale fa in ist. Io posso capire che dopo di qualche banda è difficile di pronunciare perché viene sempre questo discorso dalla ch, no? Allora ecco che di qualche bande si disarà, per esempio, i dentisti o robe del genere, però sempre si scrive con la C e la I lunghie, che è il segno della palatizzazione. Stesso procedimento, all'interesse anche qualche piccole paraolute di che si dopra in tante svolte, quindi di us tan comune, per esempio, dut, duc, tant, tanch, dint, dinch, e anche la parola vince, il numero vince, si scrive alla stessa maniera, perché in fin dei conti vince è un plurale, perché vince non è un, sono tanti. E alla stessa maniera la parola chest diventa il plurale chestie. Dunque è una situazione un po' particolare, una maniera particolare di fare il plurale che nasce dalla storia stessa del furlan. Come chi potesse capire, dalla storia del furlan un ruolo importante è stato proprio questo dalla palatalizzazione delle consonanze. Una roba tipica nostra. Ben po', io credo che anche per voi si indogna finì, e allora us lasci qui i soliti compis partiase. A proposito, anche la parola compis si scrive compites, ricordate sulla volte passate? Boh, non stinga a dismettersi, non è che imparino una roba nuova e dismettino che vecchie. Compit partiase, vecchia, prova a lei queste, e ripeti, queste frasi che hai scritto, una robuta così, proprio per impensarsi dei plurai in ch e in i. Due chiavai hanno una coda e due voi, e se stiampi in lontan, dopo torni in besoi. Provate a tornare e ripetile, d'accordo? Prossime volte si torna a Viodi con altri robis, speri interessanti, speri che continuai a sopportarmi un po'. Stammi bene, busaiti frus con la T e occhio ai chiavai. Vadi al bene. Mandi!